Mancano pochissimi giorni all'8ª edizione della rassegna popolare Bisota Sagra del Cannolo e Sfilata dei Carretti Siciliani, evento di spicco delle festività dell'agosto messinese che si svolgerà a Gesso, borgo dei Monti Peloritani di Messina. Si riparte con lo stesso entusiasmo dell'ultima edizione, da quell'ormai lontano 2019, dove la 7ª edizione, all'apice del successo del lungo percorso della manifestazione, aveva contato nell'unica giornata del 16 agosto oltre 4.000 visitatori. Come da tradizione il programma è ricco della sicilianità in tutte le sue forme, a partire dalla cultura agropastorale con le esibizioni del gruppo folk dei Cariddi, capitanati dal maestro Tobia Rinaldi, che sfileranno e si esibiranno nella piazza centrale del villaggio, a seguire l'immancabile sfilata dei carretti siciliani a cura delle carrozze d'epoca della scuderia Molonia di Messina, e l'esibizione di musica popolare del gruppo I Suonaturi, non per ultimo lo spettacolo teatrale dei Pupi Siciliani con la sceneggiatura dal vivo Uzeda Paladino di Catania. Durante l'evento sarà possibile visitare la chiesa madre di Sant'Antonio Abate di Gesso con la guida del dottor Giuseppe Finocchio, oltre al laboratorio sulla carta della maestra carrista di Acireale Laura Laudani e l'artista Mary Jo Dolcezza di San Pierniceto con il collettivo artistico Arte Muse, che realizzeranno un live painting, ovvero un servizio specializzato in cui un artista dipinge la scena intorno a sé mentre la scena si svolge a tema tutto siciliano. Gli ospiti potranno osservarlo diventando un intrattenimento a tutti gli effetti, oppure continuare a vivere l'evento come se nulla fosse. E la mostra di quadri a cura dell'associazione Iperfocale. La sicilianità non è solo musica, cultura e teatro, ma è soprattutto cibo, per cui tornano i coprotagonisti della manifestazione, ovvero i cannoli siciliani, considerati tra i dolci più buoni e famosi al mondo, riempiti al momento negli stand gastronomici con 7 varianti e accompagnati dallo zibibbo. Confermata anche la presenza dei maestri pasticceri dell'associazione Ducezio, che realizzeranno dal vivo una mega cassata siciliana di oltre 100 kg. Per gli amanti del salato saranno inoltre presenti altre prelibatezze dello street food siciliano e messinese, tra cui il celebre pitone fritto, realizzato dalla Pitoneria Portella, e il panino con le braciole messinesi, realizzato dai fratelli Raffa. Il tutto accompagnato dalla buonissima birra alla spina del birrificio San Bull di Francavilla di Sicilia. L'evento è patrocinato dal Comune di Messina e dall'Assessorato Turismo della Regione Siciliana e dalla Proloco Salice Casali Peloritani. Tra i partner dell'evento ci saranno i volontari dell'UNAC, capitanati da Santina Miraglia, i ragazzi Boy Scout dell'associazione CNGEI di Messina, i volontari della Croce Rossa e la spumeggiante maestra di danza orientale Maria Grazia De Seta con la sua splendida danza orientale. Tradizione, gusto, musica, teatro, sapori, cultura, divertimento saranno presentati dalla bella messinese Noemi David. L'evento sarà ripreso anche quest'anno dalle telecamere di Onda TV e dai social Bella Sicilia e Cibo Doc. I buoni presupposti per esserci non mancano, per cui l'appuntamento con la Festa della Sicilia in piazza è per il 16 agosto 2023 a Gesso, a Messina.